Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su F1 2013 ragazzi, Kuala Lumpur, Sepang, Gran Premio di Malesia, purtroppo 11° posto comandante in qualifica, sono un po' un pensionato in qualifica, non capisco il perché, però per la gara prevedo cose positive, non è prevista pioggia e niente, la pole position è sempre del Bibitaro Vettel, noi abbiamo vinto la prima gara a Melbourne, gara storica, gara incredibile e adesso ragazzi dobbiamo confermarci anche a Sepang per andare bene nel mondiale piloti. Il nostro compagno Perez è settimo. Siamo finiti in zona punti nella gara precedente, continuiamo così, forza. Ho vinto la gara precedente, coglione. Vai ragazzi, andiamo. Gran Premio di Malesia, seconda tappa del mondiale della seconda stagione del Comendone. Prima gara Melbourne vinta, cerchiamo di fare bene anche in Malesia, altra gara che potenzialmente favorevole. Occhio a Pippo Massa, un po' sull'erba. Abbiamo rischiato ma siamo messi abbastanza bene. Occhio a Rosbiff. E il Comendone va al comando subito, splendidamente splendido. Dobbiamo sfruttare queste gare favorevoli in Australia e Malesia, perché poi arrivano gare di merda per il Comendone. Sicuramente Cina e Bahrain non sono gare meravigliose per me. Ho fatto un setup pazzo, proprio velocissimo. No! Eccola là la cagata. Erroraccio comendiano. Calma come. Sarebbe bello portare a casa la seconda vittoria consecutiva, ma sarà dura. E il Bibitaro è attaccato, è il Bibitaro. Adesso vediamo anche i box, se ci sono problemi. Ci saranno una o due soste. E adesso concentration. Adesso va a fare la nostra gara e tentare di vincere anche a Sepang. Abbiamo già un buon vantaggio su Sebastiano, ma ripeto, queste gare sono le gare favorevoli, quindi non dobbiamo esaltarci troppo perché poi arriveranno le difficoltà. Finora comunque non mi sono mai ritirato in una stagione e una gara. Cerchiamo di non portare sfiga, però questo è quanto intanto. Carburante, tieni d'occhio il livello nei prossimi giri. Occhio. La macchina è un po' instabile perché comunque l'assetto è proprio velocissimo. Mamma mia. Intanto un ritiro, primo ritiro. Primo ritiro ragazzi. Il Bibitaro perde la posizione su Sebastiano, su Rosberg. Dai, come dai. Stiamo andando bene. Purtroppo in qualifica non sono allo stesso passo, però in gara andiamo bene. Ecco, se stai zitto magari come Endone sarebbe anche meglio. Mamma mia che serie di curve negative. Due curve negative ragazzi, ma la macchina, faccio fatica a tenere in pista la macchina. Forse è un assetto troppo aggressivo per il Comendone. Guarda che roba, oh. Neanche il rettilineo non sta dritta. Allora, proviamo a tenerla ferma. Va bene, dai. DRS abilitato. Giro record di Pippo Massa, incredibile, giro record di Pippo Massa.
Adesso vediamo di girare bene e puliti, dai. Miglior primo settore. Il pilota alle tue spalle ha un ritardo di 3 secondi, prova ad aumentarlo. Mica provo, vecchio. Ma che roba! La volta proprio perdi la macchina, non c'è niente da fare. Tende ad andare verso sinistra. Ho la macchina comunista, ragazzi. Dai, dai, comandone. Concentrazione massimale, è sempre importantissimo vincere 2 gare consecutive, le prime 2 del mondiale. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Sebastiano ha recuperato su Webber, anzi su sì, c'era Rosberg però. Rosberg ha perso addirittura 2 posizioni. Buono, buono, buono. Buon giro questo. I dati suggeriscono che Vettel si fermerà ai box fra 3 giri. Ok. Concentration, come concentration. Giro record ancora di Pippo Massa e vaffanculo Pippo. 4 decimi più veloce del Comendone. Dai, 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 dai. Mamma mia, questa l'ho presa non benissimo. Giro record di Alfonso, record di Alfonso. Vuol dire che è indietro, però Alfonso si è finito adesso il giro, cazzo. Bagar sicuramente dietro, eh. E noi stiamo sfruttando anche la bagarre tra le Red Bull, le Ferrari e le Mercedes molto bene. 3 secondi. Sempre 3 secondi il vantaggio, comunque non va su. La sosta è prevista per il 6º giro. Bravo, dai comandone, e andiamo. Altro giro completato. Molto lento sto giro, però molto lento. Infatti ho perso 1 secondo dal bibitaro. Mamma mia, quanto è proprio instabile oggi la macchina, eh. Vai Kume, molto bene. 2 secondi c'è di vantaggio, poco su Webber, neanche su Vettel. Vedi, si cambiano le posizioni continuamente, questa è la mia fortuna. Meno male che c'è Bagarfio. Ancora 2 giri e poi sosta ai box. Ok, come molto bene. Stiamo girando meglio rispetto al giro precedente. Non è il migliore assoluto, però proprio la macchina è scorbutica, ragazzi. Abbiamo un vantaggio veramente piccolo, eh. Ok, prossimo giro, box. Rientra ai box in questo giro. Buono, sosta ai box. Andiamo subito, che è meglio. Girando più
lentamente di mezzo secondo rispetto a Webber. Si sta avvicinando. Webber è vicino, ragazzi. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Questa è già una buona notizia. Bravo Comendo, dai Comendo. Vai Comendo. Ah, Dio santo. Ho veramente una concentrazione totale perché voglio cominciare alla grande sto mondiale. Adesso vediamo nel gioco delle soste. Le gomme si stanno degradando, fai attenzione, perderai grip. Bene, belle notizie. Rientra ai box. Webber a 3 secondi, però abbiamo recuperato qualcosa. Bravo Come, perché comunque anche lui le gomme Hai finite. un vantaggio di 3 secondi sulla vettura che No, 3 secondi. no, adesso sto errore. Invece appena sento che le gomme di merda, il comandone se ne va a fanculo. Box, box, box. Il comandone ai box, hai perso una posizione. Webber è in testa al Gran Premio di Malesia, adesso vediamo. C'è tanto traffico, veloci. No. Meno male, non l'ho persa la posizione, meno male. La pista è libera, puoi tornare in gara. Adesso dobbiamo tirare però, se vogliamo tenere la posizione su Webber. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Vai Comandone, devi spingere a fondo. Nonostante la tua vettura sia più lenta a causa delle gomme, il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi confronti. Ottimo lavoro, siamo molto contenti. Grazie caro. Ma io voglio Tori, non te. 3 secondi, il vantaggio sul pilota alle tue spalle è di 3 secondi. Dai come, su Vettel il vantaggio è rimasto uguale, praticamente. E adesso andiamo a caccia di Webber, a caccia. Ok. Su Webber la nostra gara, su Marchetto Webber. Su sito Webber, ragazzi. Vediamo che giro fa sito Webber. E se va ai box subito. Vai come. Tira a cannone. Tanto sempre solo un ritiro. Sono tutte ai box, vediamo. Ci giochiamo tutto nella sosta ai box. Webber è già ripartito, ma siamo davanti, siamo davanti, siamo davanti, siamo davanti, grande Cube. Abbiamo guadagnato 3 posizioni sul nostro obiettivo iniziale. Grandissimo veneziano, siamo davanti a sito Webber. E adesso se guidiamo al massimo possiamo andare a vincere anche in Malesia. Miglior primo settore. Concentration, fioi. Adesso voglio la fuga comediana. Il vantaggio sul pilota che ti segue. Secondo miglior settore, ragazzi. 4 secondi di vantaggio sul sito Webber.
Perché voglio fare il fastest lap. Comunque ottima gara comandiana, in ogni caso. Bravo comandone. Mi sono ambientato bene adesso. 1,40 e 680. Super giro del veneziano. Giro record, giro record. Ottimo, hai stabilito il giro veloce. Bravo Kume. Guida impeccabile come indiana. Però voglio vedere nelle gare dove non sono favorito. Se no ragazzi, se cominciamo a vincerle tutte andiamo di livello esperto. Alle tue spalle. Ma stiamo calmi e stiamo buoni. No, 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 no. Non perdere la concentrazione come. La McLaren comunque è rinata da quel comandone dopo un anno di crisi. No, 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 no. No, 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 bravo. Le gomme, insomma, le gomme comunque si sono consumate, Grande comandone, dai comandissimo, dai comandissimo, dai che vinciamo la seconda gara, cazzo! Sono abbastanza esaltato perché puttana cominciare così è un sogno. Adesso c'è Rosbiff, quindi Webber non è più in zona podio, Che non voglio vedere due bibitari, Abbiamo veramente un margine di 6 secondi. Grandissimo comandone. I tifosi italiani, anche se tifano Ferrari, però sono orgogliosi di vedere un gondolaro nelle prime posizioni di questo secondo mondiale della carriera comandiana dopo lo sesto posto con la Sauber e con la Force India. Traversone, mamma mia. C'è qualcuno nei box intanto, qualche probabilmente pippone doppiato. Mamma mia, anche qua che rischio. Giro un po' lento questo, giro un po' lento. Infatti ho perso un secondo. Sto gioco non ha pietà, fai un giro di merda, perdi già un secondo. Ma siamo in gestione gara ragazzi, come il bibitaro nella realtà, gestione gara per il Cometa. Sempre solo un ritiro intanto comunque. Quindi gara abbastanza tranquilla. Ok, dai che siamo verso la fine. Siamo verso la fine di questo meraviglioso Gran Premio.
Concentrazione, Comendone, concentrazione. Altre macchine ai box intanto. Questi sono quelli che hanno fatto lo stint lungo, quindi iniziato con le dure, adesso vanno di morbide. Sto girando un po' lentino, siamo fortunati che c'è Bagar davanti. C'è dietro, scusate. 3 laps remaining, 3 laps remaining. Dove va? Vado a funghi, ragazzi, vado a funghi. Non dirmi che le gomme sono prese male. Neanche bene, però. Porca troia. Dai, come concentration, please. Concentration. Adesso devo stare concentrato, ragazzi, perché poi ci sarà il degrado gomme. Ancora pochi giri separano il Comendone da un secondo successo consecutivo. Il quarto in carriera. E il secondo consecutivo in 2 gare nella seconda stagione comendiana. Ma il Come è in difficoltà adesso. Il Come è in difficoltà. Dai, Comendone, portiamola a casa. Giriamo molto lenti. Quasi 3 secondi più lenti rispetto al record personale. Ed è anche il giro più veloce della gara, oltretutto. Ah, 5 secondi, 5 secondi e 6 su Erbi Bitaro. 2 giri alla fine. Two laps. Dai, Comendone, portiamola a casa, porca mignotta. Ho bisogno di questa vittoria perché poi arrivano gare difficili. E così testiamo anche il livello di difficoltà, se va bene il professionista. Perché comunque in qualifica sono arrivato 10° e 11°, cioè... ...6 secondi e 2 abbiamo guadagnato, bene, stiamo girando bene adesso. Carburante basso, gestione gara. C'è una Marussia davanti da doppiare. E inizia il final lap comendiano. Vai di final lap comendiano. Gara fino a questo momento dominata dal talentissimo veneziano. Vai Come. Siamo vicini a una seconda vittoria pesantissima. Dai che possiamo andare a 50 punti in 2 gare. Vai Comendone. Ok. Poche curve separano il talentissimo veneziano, il Gondolaro dal secondo successo stagionale. La McLaren è rinata da quando c'è il Comendone. Il Comendone che ha come idolo Ayrton Senna. Vuole ricalcare
le orme del talento brasiliano, del fenomeno, della leggenda brasiliana. Quarta vittoria in carriera in Formula 1 per il Comendone. Ma questo è pesante, il Comendone ha messo la firma e ha scritto: ragazzi, ci sono anch'io per il mondiale, ci sono anche io. Ultima curva e poi champagne. E il Comendone va a vincere il Gran Premio di Malesia. Seconda tappa no, che cazzo faccio per festeggiare? Rischio di andare fuori. Ma va bene così. Grandissima vittoria. Nelle prime 2 gare solo il Comenda. Però ragazzi, all'ultimo giro erano veramente vicini, Grandissimo Comendone, grandissimo. Infatti ho vinto di 2 secondi e 4 solo, Assolutamente fantastico, congratulazioni. Congratulations, please. Ok, 50 punti 36 del Bibitaro. Sì, che bello! Che coglio. McLaren in testa anche di un punto nella classifica costruttori, ma Perez dorme. Perez no, al 9° posto. Perez della minchia. Giampaolone Perez, che si chiama Sergio, ma io lo chiamo Giampaolone. Grandissimo Comendone. Sentenza comendiana: Melbourne e Sepang sono del Comenda. E io godo. E io godo. Oh, allora. Gara a Shanghai, sole pieno a Shanghai. Ok. Buono, perfetto. Vediamo per sicurezza il livello, se è diminuito, ma non penso proprio, perché comunque ho vinto di poco. Professionista, perfetto. Buono ragazzi, molto bene. Prossima gara a Shanghai, il Comendone sta dominando con 50 punti in 2 gare, quindi 2 vittorie. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano. Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano.